Amabile, armonioso, carezzevole, delicato, delizioso, dolce, leggiadro, armonico. Sono tutti sinonimi di Soave. Soave è l'antico vulcano, Soave i colli, Soave è il suo castello, Soave è il vino, l'olio, i formaggi. Una posizione privilegiata per osservare il territorio circostante e accogliere turisti che ben conoscono Soave e la considerano meta di rilievo a poca distanza dal Garda e dal Brennero. Innanzitutto Soave è un paese, è a metà strada fra Vicenza, Pasi e Verona, collegamento autostradale, posto meraviglioso, ricco di vigneti, ma non solo vigneti, che producono questo meraviglioso nettare che è il Soave. E poi le colline stupende e non solamente viti, perché è importante avere anche dei percorsi, dei boschetti, della ristorazione e anche qualche bella camera da poter riposare, fare qualche bel weekend oppure qualche giornata nei nostri agriturismi. Siamo all'interno di un angolo di cantina che racchiude, è come uno scrigno ricco di tesori, i tesori del Soave classico. Siamo in un territorio, in provincia di Verona, ad altissima vocazione vitivinicola. Pensate che il comune di Monteforte d'Alpone è il comune a più alta densità viticola d'Italia e l'Italia è il primo paese produttore di vino e di uva al mondo. Abbiamo quindi in questo territorio una grandissima responsabilità, quello di far conoscere, essendo ambasciatori di eccellenze uniche, un qualcosa che nella sua fattispecie è unico. Abbiamo un territorio vulcanico, ricco di vigne, di viticoltura eroica e di strade che si collegano l'una all'altra, le strade del vino, che anche qui sono presenti e danno valore a questo territorio. Sono tre vallate, perché partiamo dalla Val di Mezzane, la Val di Lasi, la Val Tramigna, che è quella di Soave, poi dove nasce il sorgio di Tramigna, e la Val d'Alpone, che confina con la provincia di Vicenza. Perciò il turista che viene nel nostro territorio ha altissime possibilità, ci sono dei percorsi. Ultimamente adesso c'è anche il percorso della strada della lana che parte proprio da Soave, passa qui da dove siamo adesso, vicino al castello di Lasi, e va fino alla selva di Progno, perciò è un percorso bellissimo, un po' impegnativo perché sono 45 km, però a cavallo dei due valli è stupendo da visitare. Il castello di Soave è una preziosa testimonianza intatta di secoli di storia. Le sue porte si schiudono a chi voglia bearsi dell'ampia vista sulle vallate circostanti, ma pure scoprire quanto trasuda dalle sue mura, anche oggi dove feste nuziali e ricevimenti si svolgono dove un tempo si susseguivano contese feudatarie o invasioni barbariche. Ci troviamo al di sopra di questo bellissimo castello che è medioevale, sorto all'incirca nel 1200 dai conti di San Bonifacio, che erano dei Guelfi. Successivamente, intorno al 1270, sono stati conquistati dai Scaligeri di Verona, che erano ghibellini, pertanto in alcune parti del castello, come potrete vedere dietro le mie spalle, sono stati cambiati i merli, che sono a coda di rondini ghibellini, e gli altri invece sono guelfi. Il castello, quando sono arrivate le armi da fuoco, soprattutto i cannoni, quelli pesanti, non era più adatto a essere utilizzato come castello difensivo. Pertanto è stato abbandonato dalle truppe e venduto ai civili. Per circa 250 anni è rimasto come una fattoria dove tutte le persone venivano a portare gli animali all'interno, così all'esterno non avevano il rischio di essere uccise dagli animali feroci che c'erano ancora di queste zone. Poi nel 1830 la famiglia Camuzzoni, attualmente proprietaria del castello, ne è venuta in possesso e tuttora sono loro i proprietari. All'interno del castello ogni angolo rimanda ad antiche emozioni. Qui siamo nella stanza da pranzo, che naturalmente era quella adibita soprattutto alle riunioni, visto che il castello è un castello militare e c'era pochissima gente, diciamo, al di fuori di lui. Il tavolo che vedete alle mie spalle
è un tavolo che non veniva utilizzato nel Medioevo per mangiare al centro della stanza, ma bensì veniva messo sempre ad angolo, perché i soldati e soprattutto i signori avevano paura di essere pugnalati alle spalle. Pertanto gli uomini, sedendosi con le spalle al muro, naturalmente avevano la loro sicurezza. Invece nella parte aperta della tavolata naturalmente sedevano le donne, perché le donne per una legge medievale, soprattutto diciamo cavalleresca, non venivano mai offese con il pugnale. Qui siamo invece nella stanza della caminata, cosiddetta per l'enorme camino che abbiamo qui alle mie spalle. Questo camino era l'unico punto di riscaldamento per l'intero piano. Allora, uscendo da questa porta si raggiunge il giardino pensile sistemato dai veneziani e si gode una bellissima veduta sulla vallata sottostante. La strada del vino soave è un ideale percorso di circa 50 km lungo il quale è possibile ammirare il paesaggio, visitare cantine, degustare vino, assaggiare piatti tipici e venire a contatto con l'ospitalità. Costituita poco più di 20 anni or sono, conta su circa 130 soci in rappresentanza di cantine, agriturismi, ristoranti e hotel, di frantoi ed aziende, di prodotti tipici locali e pure di enti e associazioni. Gli artigiani del gusto, e in questo caso le cantine all'interno di questo territorio, hanno una disponibilità ad accogliere miriadi di turisti durante tutto l'anno, perché questa è la forza del territorio del Soave classico, di avere una trasversalità per quanto riguarda le aperture che hanno non una finestra temporale, ma hanno una finestra annuale. Voi sapete che il Veneto è una delle principali regioni turistiche d'Italia. Qui vengono turisti da ogni angolo del pianeta e grazie all'accoglienza dei viticoltori, delle cantine, delle strutture ricettive che qui sono presenti, riusciamo a dare valore all'accoglienza in maniera importante. Accoglienza in varie lingue, accoglienza in vari modi, perché poi ogni azienda personalizza questo tipo di accoglienza con un unico denominatore, quello di raccontare con passione quello che le generazioni hanno tramandato. E per chi ci viene a trovare, il momento più atteso è sicuramente quello della degustazione. Partiamo con un Soave classico, 100% Garganega. Il profumo ricorda molto i fiori bianchi, la pietra focaia, e questo deriva proprio dal terroir del Soave classico, che è un terreno vulcanico. Concludiamo la nostra degustazione in dolcezza con un recioto di Soave. L'uvaggio è Garganega in purezza e dopo 5 mesi di appassimento delle uve lo vinifichiamo e viene posizionato in barrique per 1 anno e mezzo e il risultato è molto dolce, ha delle note che ricordano molto il caramello, l'albicocca disidratata e si accompagna perfettamente sia ai dolci, la pasticceria secca in generale, ma anche ai formaggi, soprattutto quelli più stagionati ed erborinati. Anche perché è prodotto con un'uva garganega che non c'è in tutto il mondo, la garganega, è la nostra uva, noi è anche una parte di Gambellara, ma la garganega da un prodotto vendemmiato al momento giusto. I viticoltori sono seguiti tecnicamente, sono controllati tecnicamente, di dare un'uva stupenda con dei grappoli che fanno venire voglia solamente a vederli. Ma poi li invito anche alla fioritura dell'uva, che tutti, specialmente le donne che sono delicate nel naso, sentire il profumo che emerge, che fa questi grappoli quando sono in fioritura e ricorda anche il terreno e ricorda il territorio.
L'agricoltura biologica, con i suoi metodi di coltivazione e di allevamento che ammettono solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica come concimi, diserbanti e insetticidi, ha trovato spazio nelle colline del Soave quando ancora lo sviluppo di un modello di produzione che evitasse lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali era materia per veri pionieri. 1985 a cimentarsi per la prima volta con i dettami dell'agricoltura biologica. Siamo stati i primi e allora siamo stati un po' considerati, un po' sfrontati perché non si sapeva nulla del vino biologico, non si chiamava vino biologico, si chiamava ancora vino ottenuto da uve coltivate biologicamente. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto anche tante prove, tanti esperimenti e allora non si sapeva se si poteva fare e siamo orgogliosi di dire che oggigiorno siamo considerati dei pionieri, dopo 35 anni di agricoltura biologica alle spalle. Quindi tutti i nostri vini sono certificati biologici, non abbiamo una linea di vini ma sono tutti biologici certificati. Quindi si parte dalla vigna senza l'utilizzo di prodotti di sintesi di origine chimica. È facile dirlo, poi è più difficile farlo perché il meteo è sempre il nostro padrone, quindi bisogna essere molto veloci, molto attenti, controllare le condizioni meteo, intervenire prontamente. Se si riesce a portare a compimento, perché ovviamente il vino si fa nella vigna, tutto parte dalla qualità delle uve, con uve belle, sane e buone, si riesce poi a continuare i lavori che in cantina, e anche in cantina si utilizzano dei piccoli accorgimenti tipo l'utilizzo proprio ridotto al minimo dell'anidride solforosa, che poi è responsabile del famoso cerchio alla testa che ci viene quando eccediamo nel consumo di vini bianchi. A volte ci ritroviamo con delle sensazioni, soprattutto il giorno dopo, che non sono proprio del tutto piacevoli e questo nostro scopo è quello proprio di creare vini buoni. Sicuramente ci sono tanti soavi buoni, però ovviamente vogliamo che siano buoni soprattutto per la nostra salute e per il nostro organismo. Colline che invogliano un sano movimento, percorsi per chi si vuole muovere in bicicletta, ipovie per chi monta in sella il suo cavallo, ideali percorsi di trekking che si snodano pure fra i vigneti del Soave. Lunghe passeggiate nel verde dove scoprire un'altra produzione peculiare del territorio. Il formaggio monteveronese deriva dalla produzione di latte vaccino, latte di mucca per capirci. Monteveronese non significa montagne veronesi, che significano nel dialetto veronese le munte, la mungitura del mattino e la mungitura della sera, le due mungiture, le monte, che venivano messe assieme, conservate, lavorate per produrre il formaggio. È un formaggio che si divide in due tipologie principali, il latte intero e l'allevo, e a sua volta l'allevo si divide in allevo mezzano, allevo stagionato e il top di gamma, l'allevo di malga, cioè quell'allevo prodotto durante i soli mesi estivi con le vacche al pascolo a 1500 metri sulle montagne veronesi. Il monte veronese latte intero, che è quello con l'etichetta verde, ha una stagionatura minima di 25-30 giorni e arriva a massimo 90 giorni. È un formaggio morbido, dolce, ideale per panini, toast, pizze, per un bicchiere di vino fresco, dolce, un prosecchino, una soave. Invece abbiamo il monte veronese dell'allevo che va da un minimo stagionatura di 3-4 mesi avanti in oltranza, un anno e mezzo, 2, 3. Chi più riesce ad andare avanti meglio è. È un formaggio importante, bello stagionato, piccante, dai gusti forti, va abbinato a certi piatti importanti anche di selvaggina e con vini rossi di un certo carattere. Il nostro formaggio è fatto in modo naturale, secondo i ritmi della natura. Il contadino munge le mucche in base alla natura, la mucca mangia l'erba nel prato libera che le piace di più, non è costretta a mangiare quella che trova e basta, perché c'è solo quella. Va nel prato, bruca di qua e di là,
È per quello che quando andate in alta montagna trovate i ciuffi di erba alta e un ciuffo di erba bassa, perché il ciuffo di erba alta la mucca non la mangia perché secondo lei aveva problemi. Anche noi quando andiamo al ristorante, se c'è qualcosa che non ci piace lo lasciamo lì, non è che siamo costretti a mangiare tutto per forza. La natura ha i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue potenzialità, le sue qualità, e sta a noi, mastri casari, trovarle e provare a portarle al meglio. Orgoglio che si traduce anche in un'altra preziosa produzione locale, quella dell'olio. Siamo nell'antico frantoio di Mezzane, a Redoro, nell'omonima vallata di Mezzane, uno dei più antichi frantoi dove c'è ancora la lavorazione a freddo, con la spremitura a freddo, con macina in pietra e lavorazione tradizionale. Qui ci sono tantissimi piccoli produttori che alla mattina presto portano le proprie olive per assistere alla lavorazione di questa artigianalità che è un momento veramente conviviale. Siamo sul 46esimo parallelo, una delle zone più a nord d'Italia dove si produce dell'olio meraviglioso. 2 denominazioni di origine, Garda DOP e Veneto Valpolicella DOP. Qua siamo veramente nel cuore pulsante dell'olivicoltura, un'olivicoltura molto piccola, molto sottile ma ricca di profumi. Una buona fetta di pane condita con dei pomodorini, perché il pomodoro ci deve sempre stare, ed eccolo un po' qua. E poi cosa ci si mette? Ci si mette un po' di sale, perché un po' di sale serve sempre per creare un po' di appetito. Naturalmente sale iodato oppure sale dell'Himalaya e un filo di olio. Nel filo di olio sul pane caldo cosa ne nasce? Ne nasce un connubio di profumi e di aromi che non hanno eguali. Siamo in presenza di 2 tipologie di olio. Un olio crudo, noi lo chiamiamo garbo, perché lascia ancora quell'acerbo in bocca. E poi cosa abbiamo? Abbiamo invece l'olio leggermente più maturo, più equilibrato, profumi e aromi che si estendono di mela verde, ma nello stesso tempo con un retrogusto di mandorla e di carciofo. La nota di carciofo è una caratteristica che è all'interno anche del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta. E quindi l'invito che faccio a tutti quanti è di venire ad assaporare questi magnifici prodotti del territorio. Che altri consigli dare al turista che si avvicini alle valli del Soave? Uno che deve venire non deve venire solamente per mangiare, prima deve godersi il panorama, fare una bella passeggiata, così le viene anche appetito, poi fermarsi e fare qualche bella degustazione anche in cantina. Perché non in cantina? Noi collaboriamo come strada con il consorzio, collaboriamo con l'Eproloco, con i vari comuni del territorio, proprio per dare un'importanza a questo turismo enogastronomico e culturale. Anche la cultura, in sostanza, si affronta meglio, a pancia piena. L'Est veronese è un territorio estremamente generoso. Non abbiamo solamente il vino, ma abbiamo anche le ciliegie, la famosa mora di Cazzano, abbiamo la soppressa, abbiamo il formaggio monteveronese e l'olio extravergine di oliva. La nostra cucina è estremamente semplice e legata a quella che è la tradizione. Abbiamo prodotti semplici, genuini, cucinati ancora come si faceva una volta. I nostri ristoranti propongono piatti della tradizione come la pasta fatta in casa, i prodotti del nostro territorio, piatti semplici e genuini cucinati come vuole la tradizione. Vale la pena spendere una parola in più per il Monte Veronese, il nostro formaggio, che viene prodotto in Lessinia, nei pascoli a nord di Verona. Nella nostra struttura alberghiera, come in tutte le strutture ricettive dell'Est veronese, noi siamo a completa disposizione degli ospiti per aiutarli a costruire una vacanza su misura, in base alle loro esigenze, e possiamo sfruttare le grandi possibilità che il nostro territorio ci dà.
nostre colline sono perfette da percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo. E con un ultimo sguardo di saluto al castello di Soave, riprendiamo il nostro viaggio fra le colline del Veneto.